Questa è una storia che nasce da qui, dai campanacci in alta quota, dai sussurri della nebbia, dai sacrifici dell'alpeggio, dall'eredità di una lunga guerra. Qui dove il giovane Giuliano chiamava per nome le sue manze al pascolo e di cui conosceva tutto, dai sentieri migliori da percorrere ai segreti della lavorazione del latte. Ma in montagna, si sa, il tempo cambia in fretta e Giuliano oggi deve vivere su una sedia a rotelle a causa di una grave malattia invalidante. Cargar montagna, lavorare sul Monte Grappa ogni giorno era tutto ciò che voleva, ma la vita non gliel'ha concesso. Oltre alla famiglia che gli è vicina e la comunità di cui fa parte, a Giuliano sono rimaste due cose: i ricordi, ancora incredibilmente tersi, e i sogni, che hanno sempre a che fare con la montagna e le sue meraviglie. A proposito di sogni, questa mattina, lunedì 3 luglio, Giuliano ha affrontato di nuovo, dopo tanti anni di malattia, grazie a un furgone speciale, la salita che porta alla cima del massiccio del Grappa, con un gruppo di amici che ha condiviso un profondo momento di gioia, di soddisfazione e infine di nostalgia. Classe 1967, Giuliano Carraro, residente a Maser, ha lavorato come malgaro per Malga Mure e Malga Piz. I segreti e i consigli che può dare su questi temi sono in grado di sorprendere anche i più esperti. Oggi Giuliano, che vive in un appartamento della cooperativa Vita e Lavoro a Pederobba, ha visitato Cima Grappa, coperta da un denso velo di nebbia. Poi è sceso a 1250 metri per pranzare a Malgapat, assieme ai suoi amici, a suo fratello e a sua madre. Ricorda tutto di quei giorni faticosi con lo zio e col papà, degli amori fuggenti e di quel dialogo senza parole con gli animali e con il vento. Lo sente ancora, forse, e lo tiene per sé. Così sorride timidamente. Nessuno glielo porterà via.